Buonasera a tutti gli amici di Ice Veneto, a tutti i simpatizzanti, a tutti coloro che ci seguono in queste nostre dirette. Ieri sera eravamo a Treviso e questa sera siamo a Padova. Sono qui con il delegato di Padova, Alberto Romanato. Alberto, gli Ice, sì, come dire, sono in concorrenza fra di loro nel fare cose siano le più belle. Ma è sempre un grande piacere soprattutto avere una serata prestigiosa come quella sulla Marone, ma soprattutto Bertani, e ringrazio di cuore veramente il dottor Emilio Pedron che ha accolto questa mia richiesta. Emilio Pedron, amministratore delegato di Bertani, è veramente colui che ha lasciato un po' il segno, perché prima si parlava di questa importante cantina che già dal 58 ha incominciato a fare il primo Marone, quindi un pezzo di storia. Sì, un pezzo di storia della Marone, ma anche come azienda, perché nasce nel 1857, quindi prima dell'Unità d'Italia. Volevo anzitutto dire che è un piacere e un onore anche per noi essere qua. Insomma, è una platea importante, una platea di persone che se ne intendono, quindi fa piacere presentare i nostri vini e farli comunque metterli nel confronto e sentire anche il giudizio di cosa ne può essere. La serata mi pare che così possa essere definita come la dimostrazione di un esempio di longevità dei vini, perché presentiamo 5 annate, una per decenni, a partire dagli anni 60, 70, 80, 90 e 2000, quindi è veramente un esempio di longevità e la Marone ne ha da vendere. E la seconda esempio è un esempio di coerenza del produttore di Bertani, che da quando ha iniziato a fare la Marone ha continuato a conservare sempre lo stesso stile, lo stesso modo di fare il vino. Quindi vini che non hanno mai cambiato, non sono mai evoluti nello stile, ma hanno mantenuto lo stesso stile, e questo è un esempio di grande forza, di grande coerenza, perché è difficile trovare un produttore che in 50 anni non adegua i propri vini alle mode, ma continua a produrre alla stessa maniera. Il mondo del vino è un mondo talmente ampio che non smettiamo mai né di imparare né di sfogliare tutte quelle tante pagine che ci mette a disposizione. Da questo punto di vista il Veneto ha una marcia notevole e c'è la possibilità sul serio, come dire, di mettere a frutto tutto quello che la natura con la vigna è riuscita a metterci a disposizione. Quindi potrebbe sembrare, come dire, un impegno epico, non lo è, perché grazie a Dio abbiamo sul serio tante di quelle cose nelle cantine ancora da imparare che non ci basta una vita, Questa sera non c'è solo Padova, abbiamo Vicenza, abbiamo Treviso, abbiamo Rovigo, abbiamo Venezia, quindi diciamo che è una degustazione di Ice Veneto. Questo ci fa molto piacere, ma questa sera non avremo solo nel bicchiere la Marone, avremo un'azienda, avremo una storia, avremo un territorio. Quindi io sinceramente andare a assaggiare un 67 mi emoziona. Quindi auguro a tutti una buona degustazione. Marco, chiudiamo con i prossimi appuntamenti, perché quest'anno sarà un anno denso di appuntamenti che iniziano già con la chiusura di Alba Vite, che è stata un grande successo. Certo, la settimana prossima cena finale, la stacchiamo questo benedetto assegno anche molto importante, fra l'altro l'ente che beneficerà di questa iniziativa, e poi a ruota abbiamo già pronte i battenti per Vinitali che arriva, e in apertura dei Vinitali il concorso Miglior Sommelier del Veneto, che ormai abitualmente accende i riflettori di questa grande manifestazione. E poi come un treno, insomma, la corsa è già avviata da tempo, dritti a novembre per il congresso nazionale.